C'è una differenza sostanziale, che è quella che qua ci sono padovani, ci sono cittadini italiani e padovani. Penso che la risposta importante sia questa, cioè non c'è gente che viene da altre parti del mondo, non ci sono persone che sono venute da tutta la regione Veneto come nell'altra manifestazione, non ci sono i ceti sociali, tutta gente che lavora qua. Tutta gente che lavora e che quindi la gente che lavora fino alle 8 di sera e stanno arrivando. No, il messaggio è che la gente è stufa, è stanca, che assolutamente vuol cambiare, un grande sostegno all'impegno anche dell'amministrazione, l'amministrazione che dice no ai clandestini nelle case private, perché questo è il tema di questa serata. Noi non vogliamo assolutamente che questo sia l'accoglienza che porta avanti il governo Renzi insieme al governo del territorio locale, quindi insieme alla prefettura. Quindi siamo contrari, lo diremo sempre e anch'io come sindaco ho bisogno di sentire il sostegno della cittadinanza perché questa è la linea che porteremo avanti come amministrazione. Sindaco, il messaggio di Don Albino è restiamo umani, lei cosa risponde? Non ho capito. Il messaggio di Don Albino è restiamo umani, lei cosa risponde? Restiamo? Umani. Beh, più umani di così. Qua ci sono commercianti, artigiani, lavoratori che mantengono le proprie famiglie e che non vivono con una carità. Anche noi tutti facciamo la carità ogni giorno, però esiste una carità pelosa anche, la carità delle cooperative, il business della carità. Su questo noi non vogliamo entrare. E grazie ancora ad Alice Bragantini per i contributi che ci sta inviando. Professor Casen, una battuta del sindaco sulla linea di Don Bizzotto che invece appunto porta avanti questo sciopero da 9 giorni, anche a rischio della salute se vogliamo. Allora, io credo che questo Papa Francesco dia delle indicazioni, anche se non sono così palesi. Quello di andare contro i potenti. Non si può fare lo sciopero della fame perché qualcuno non vuole qualcun altro in casa, è libero di farlo ed è giusto che sia così. Allora, nel Vangelo c'è scritto dai a Cesare quel che è di Cesare, cioè dai ai ricchi e dai a Dio quello che è di Dio. E Cristo ha preso un flagello in mano e ha bastonato i banchieri, perché tali erano i commercianti dentro il Tempio, erano dei cambiavalute. E che vuol dire? Che è andato contro i potenti. Allora io sarei d'accordo, e mi alleo al nostro Don Bizzotti, nel fare uno sciopero della fame contro le multinazionali. Allora questo problema emerge e diventa importante. Perché se noi facciamo lo sciopero della fame contro la signora Maria che non vuole l'accoglienza, questo tipo di accoglienza, diciamocelo chiaro, perché tutti i veneti sono disponibili e sempre hanno dato segno di avere capacità di essere caritatevoli e essere disponibili all'aiuto. Ma c'è un limite, ma c'è anche una organizzazione all'accoglienza e questa manca. La paura dei cittadini è che non c'è un'organizzazione, per cui queste sono persone che girano e sono incontrollabili, già sono non controllabili all'entrata, poi diventano incontrollabili all'interno del tessuto sociale e mettono in crisi non per loro scienza e coscienza, ma uno che arriva in quelle condizioni che abbiamo visto, che ha rischiato tutto, per poter sopravvivere qui è disponibile a tutto e questa mia affermazione non vuole criminalizzarli, perché qualsiasi essere umano in quelle condizioni si comporterebbe alla stessa maniera, ma stiamo creando stiamo sbagliando il tessuto sociale della nostra regione, della nostra nazione e dell'Europa. Allora, o i politici di qualunque estrazione si mettono d'accordo e organizzano questa cosa, ma devono organizzarla bene
e non con una leggina fatta a Timbuktu piuttosto che da qualche altra parte, o risolvere i problemi con un attacco aereo in Libia senza sapere neanche che cosa facevano, o sapendo perfettamente quello che facevano e chi andavano a coprire, perché la Libia è il giacimento più grande di uranio del mondo. Ma questo non bisogna dirlo. E allora quella parte lì se la beccano i francesi. Poi un po' di petrolio bisogna dargli agli egiziani, gli americani c'hanno sempre la mano sopra. Noi abbiamo perso il più grosso mercato che avevamo italiano perché la Libia era uno dei partner più forti, pagava tantissimo e noi gli vendevamo tutte le porcherie che facevamo, quelle buone e quelle cattive. Allora non si può continuare ad andare avanti a casaccio. Io credo che la gente pretenda ordine, pretenda consapevolezza, pretenda un piano. E dopodiché, se il piano è valido, io credo che nessun cittadino padovano si opporrà a un piano valido. Le forze dell'ordine cosa chiedono? Beh, indubbiamente noi adesso parliamo un po' di numeri. Mi sa che forse anche al telespettatore per farlo comprendere meglio le proporzioni del fenomeno migratorio a Padova. Noi siamo passati da 63.000 stranieri stanziali nella provincia di Padova a 68.000, un aumento. In che anni, in che tempi? 2014 fino al 2015, sono i 2 anni di riferimento, con un aumento dell'8,20%. Il problema, questo aumento esponenziale di stranieri stanziali è dettato anche dai profughi, che siamo passati, pensate voi, a un aumento dell'82,90%. Noi abbiamo avuto l'anno scorso 88 procedimenti di richiesta di rifugiato politico, quest'anno ne abbiamo avuti 505, derivanti dall'operazione Mare Nostrum e dall'operazione Triton. Questi sono i numeri. Richieste, sì, dopo c'è da fare, come giustamente sottolinea l'assessore, però sono aspetti tecnici che magari spiegherò un po' più avanti col proseguo della trasmissione. A noi cosa chiediamo? Bene, se lei pensa che noi veniamo chiamati in maniera emergenziale perché questi sbarcano e poi la tecnica è dello smistamento immediato, dalle coste meridionali vengono immediatamente introdotti nel tessuto sociale mandandoli prevalentemente nel nord Italia, e il Veneto, per onore di cronaca, è una delle regioni più ambite da questi trasferimenti. Noi siamo in pochi, i mezzi ovviamente non ci mancano, dobbiamo fare i conti con anche addirittura gli straordinari. Noi siamo in fase emergenziale, a metà del mese si pensi che noi veniamo anche bloccati e invitati a non fare più attività di straordinario, perché altrimenti sforiamo i limiti imposti dal Ministero, perché il Ministero ovviamente assegna un numero, un bacino di straordinari per quella questura, nella questura viene a sua volta ripartito in base alle varie articolazioni e ovviamente l'ufficio immigrazione deve sottostare anche a questo fenomeno di taglia. Per cui chiedete più personale, uno. Indubbiamente. Cos'altro? La normativa è sufficiente? Vi permette di lavorare? Certo, la normativa deve essere riguardata per tanti aspetti, anche su quelli che sono gli aspetti, parlava prima l'assessore dell'aspetto residenziale, ma per avere un permesso di soggiorno non c'è necessità di avere la residenza, basta avere un domicilio. E questo cosa comporta? Comporta praticamente questa continua pellegrinazione interna, questa perdita anche del controllo dello straniero che viene in una questura, fa con una semplice comunicazione di ospitalità l'avvio del procedimento per il rinnovo, rilascio del permesso di soggiorno. Non appena apprende il permesso di soggiorno in mano, questa persona si dilegua per gli anni che sono corrispondenti alla durata del permesso. Quindi l'indomani può andarsene a Verona, se ne può andare a Prato, se ne può andare da qualsiasi altra parte, senza che venga poi ovviamente comunicata lo spostamento all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi anche qui il legislatore dovrebbe fare degli interventi. Poi ci sono altre cose, come dicevano prima i nostri interlocutori, i profughi non sempre vengono riconosciuti tali, anzi sembrerebbe che abbiamo una media di 2 o 3 persone su 10 che vengono riconosciuti come tali. Gli altri
non sono riconosciuti profughi, però attenzione, questo non vuol dire che queste persone ritornano nel loro paese di provenienza malgrado la Commissione no, li abbia questo? stabiliti, li abbia identificati come non profughi, perché subentrano a altri fattori che sono previsti dalla normativa come i motivi umanitari, ovvero il fatto che ti rimando indietro nel tuo paese di provenienza, questo potrebbe comportare dei problemi di carattere umanitario, allora ti do un permesso di soggiorno e quindi rimani. Altri aspetti, che questi ovviamente sono suggeriti da chi di diritto ne mastica ogni giorno, molti anche trovano lo stratagemma di fare dei matrimoni strumentali e infatti c'è un aumento vertiginoso di profughi, clandestini, delinquenti, pregiudicati che si sposano, contraggono matrimonio al fine di non poter essere espelsi, perché l'articolo 19 del testo unico per il testo 1 dell'immigrazione prevede che se una persona, ovviamente sto parlando di delinquenti, non sto parlando di cittadini normali, persone per bene, sto parlando di coloro che sono colpiti da un'infinità di sentenze di condanna per spaccio, per rapina, per reati contro il patrimonio, per reati contro la persona e che trovano, tant'è vero che spesso e volentieri noi facciamo anche delle attività di indagine, attività amministrative e veniamo anche a scoprire che questi matrimoni sono matrimoni strumentali solo per i fini della permanenza. E non si può intervenire in queste situazioni? Non c'è un a questo reato, punto? in Francia esiste il reato, in divorzio, Italia... Col divorzio breve adesso, 16 euro. In Francia esiste il reato di un matrimonio strumentale ai fini della permanenza, invece per noi non è un reato, è semplicemente venir meno gli elementi di diritto che lo giustificano la permanenza, quindi devo fare un procedimento per togliergli il permesso di soggiorno perché viene meno il presupposto del vincolo dell'effettività e di conseguenza gli tolgo il permesso e lo invito ad allontanarsi, cosa che non faranno mai. In questo senso abbiamo intervistato i candidati alle prossime elezioni per la Regione Veneto. Sentiamo cosa propongono per la Regione Veneto qualora vincessero le prossime elezioni. Allora, l'emergenza profughi, dobbiamo dirla chiaramente, qui preme molto meno che in altre regioni in questo momento. Ricordiamo che il Veneto accoglie il 4% ad oggi rispetto a un 21% della Sicilia, quindi partiamo da un primo dato. Quindi noi dobbiamo lavorare in un'accoglienza che sia compatibile e sostenibile con i nostri territori, che significa non andare a costruire grandi tendopoli, non abbiamo bisogno di creare ghetti. Questo non fa bene alle persone che dobbiamo accogliere, ma non fa bene nemmeno alle nostre comunità. Una rete invece di accoglienza diffusa nei territori e quindi una suddivisione degli oneri tra i diversi comuni. Serve una regia in tal senso coraggiosa che metta in campo le disponibilità, che faccia tesoro delle diverse disponibilità e naturalmente che eserciti anche il controllo, perché sappiamo che purtroppo anche di fronte a dimensioni drammatiche come queste c'è chi vuole speculare, chi ha speculato e noi abbiamo il dovere, sia perché è il nostro diritto che ce lo impone e sia perché è una questione umanitaria, di accogliere queste persone. Bisogna creare dei centri di accoglienza nei luoghi di partenza e soprattutto bisogna fare in modo che le persone che partono dall'Africa per cercare la fortuna in Europa trovino ragioni di interesse, ragioni di impegno nei territori dai quali provengono. L'Italia è percepita dai migranti come una terra di nessuno, un luogo di transito dove si può fare quello che si vuole. Legalità e diritto mancano nel nostro paese e quindi noi dobbiamo innanzitutto ristabilire questa percezione di legalità, questa percezione della giustizia. È un allarme che va gestito con la serietà di chi sa che ci troviamo di fronte a un'emergenza e non con chi cavalca questi temi con slogan e ruspe. Noi abbiamo bisogno di strutturare in maniera importante quello che è il settore, per esempio, delle cooperative, per fare in modo che non si ripetano episodi come per esempio quello di Mafia Capitale. Se oggi in Veneto arrivano i profughi è perché Luca Zaia e la Regione del Veneto il 10 luglio dell'anno scorso a Roma in conferenza Stato-Regioni, quindi presente il governo, presenti tutte le regioni, in quel caso era presente per il Veneto l'assessore Coletto, hanno accettato tutte, Veneto e Lombardia comprese, di distribuire 150.000 fra profughi e clandestini sul territorio nazionale, quindi non puoi predicare bene e razzolare male. Se dici di no vai a Roma e quando ti chiedono gli dici di no, se dici di sì poi è ovvio che arrivano. Quello che si dovrebbe fare rispetto all'emergenza, perché poi bisogna essere concreti appunto e non demagogici,
È dare il permesso di soggiorno umanitario a tutti quelli che arrivano, perché la norma te lo consente, anche le direttive europee. Col permesso di soggiorno umanitario possono girare per l'Europa per i primi 3 mesi e quindi vanno fuori dai confini italiani. Se l'Europa comincia a vederli girare un po' dappertutto, come è giusto che sia, allora forse l'Europa si porrà il problema della Libia. Rispondo che ancora una volta la Regione non ha governato il fenomeno. Come sempre Luca Zaia scappa dalle responsabilità, è stato un pessimo governatore, è stato un bravo comunicatore, nel senso che ha invaso gli uffici stampa di comunicati, ma di fatto è scappato da tutte le responsabilità. Non c'è mai stato nei tavoli importanti. Uno di questi tavoli è proprio quello sull'immigrazione, dove il nostro governatore appunto è sempre stato assente. Questo ha determinato una ricaduta negativissima sui sindaci che hanno dovuto governare un'emergenza vera. Se toccherà a me, ovviamente io andrò a Roma, andrò alla conferenza Stato-Regioni e difenderò il Veneto, perché il Veneto ha accolto, ma dobbiamo anche riconoscere che il Veneto è sempre stato un territorio di grande accoglienza e solidarietà. Beh, semplicemente dando servizi agli immigrati che abbiamo, ne abbiamo 514.000 e abbiamo il 10,5% della popolazione che è data da popolazione immigrata. Siamo una delle 3 regioni d'Italia con più immigrati. E dopodiché bisogna dire di no ai nuovi ingressi perché non siamo in grado di garantire servizi. Basti pensare che degli attuali immigrati che abbiamo in Veneto, 42.000 sono senza lavoro. Che servizi diamo a un immigrato che arriva oggi? Nulla, niente. Tant'è vero che le ipotesi sono Tendopoli, discarica a cielo aperto che sono le caserme. Se questa è ospitalità rispetto alla dignità umana, io dico che chi lo sostiene è ipocrita. Questo è il pensiero dei candidati alle prossime elezioni del Veneto. Noi abbiamo intervistato però anche Ekwe Folli, un cittadino del Togo che vive in Italia da tempo, laureato a Padova e ricercatore. Sentiamo cosa ne pensa del fenomeno. Ascolta, tu vieni dal Togo, da quanti anni sei qua in Italia? Sono in Italia da 10 anni. Ho fatto un bel pezzo dei miei studi universitari in Italia. E continuo a fare ricerca, sono un ricercatore libero. La mia famiglia l'ho fatta qui, non l'ho portata dall'Africa, sono venuto solo, ora sono in 3, per cui ho anche una moglie italiana e quindi diciamo che sono un po' africano, un po' dell'Italia. Ed è questo che fa di me una persona capace di creare un reale ponte tra l'Italia e l'Africa. Ascolta, cosa ne pensi di quello che sta succedendo qui a Padova? Tu vivi a Padova, giusto? Innanzitutto condivido pienamente l'idea secondo cui l'immigrazione va governata meglio. L'accoglienza va bene, ma l'accoglienza va riflettuta e va ripensata in maniera diversa. Non si possono accogliere tutti e non si possono accogliere le persone in qualsiasi condizione. Per cui c'è questo fenomeno di Padova divisa in 2. In fondo, essendo africano, quindi una persona che crede profondamente nel valore atemporale dell'accoglienza, io penso che quelle persone vanno comunque accolte, ma che l'accoglienza va pensata diversamente. A noi non fa piacere vedere i nostri connazionali simili africani girare per le strade senza documenti o morire nel mar Mediterraneo oppure diventare, come lo vediamo spesso, una vetrina della prostituzione in Italia. Ci piacerebbe che l'Italia fosse in grado di fare una politica di accoglienza ben pensata, in modo che le persone accolte abbiano davvero un certo livello di vita, una certa dignità. E grazie ad Ekwe Folli, spero di aver pronunciato correttamente il nome. Zaramella, allora, sentivamo Tosi dire, una bellissima intervista. Una bellissima intervista, devo dire, sì. Veramente fa piacere sentire, vedere intanto un esempio di integrazione perfetta e sentire da una persona che viene da un altro continente esprimere una necessità che poi è anche a tutela di chi arriva, non è soltanto di chi abita già qua da sempre. Tosi esprime con la sua idea semplicemente una constatazione,
che nonostante la trasmissione sia aperta con il Premier Renzi che diceva l'Europa non può non chiudere gli occhi, l'Europa non può vedere, non può far finta di non vedere, l'Europa lo sta facendo, sta di fatto chiudendo gli occhi, sia con l'operazione Mare Nostrum che con l'operazione Triton. Tutta la politica internazionale ha dimostrato di essere fallimentare. Quindi il fatto di pensare di dare a chi arriva un permesso di soggiorno per motivi umanitari in modo che possa circolare liberamente in Europa significa semplicemente inchiodare l'Europa ad una presa di coscienza diretta di quello che è il fenomeno che in questo momento l'Italia sta affrontando in prima fila. Grigoletto. Allora, secondo me c'è un po' di confusione anche nelle affermazioni. Tutte le leggi della Repubblica Italiana sono fondate su un impianto che si chiama impianto costituzionale. Quando una legge non è costituzionale, la Consulta la abolisce, giusto? L'Europa non può legiferare, dà delle direttive, perché? Quando sento parlare l'Europa può legiferare per 28 Stati una legge comune che regolamenti l'immigrazione? No, perché? Perché nel 2003 i Paesi Bassi e la Francia hanno votato contro la Costituzione europea perché hanno demandato attraverso un referendum alla popolazione che si espresse in modo negativo, al posto di farlo attraverso il Parlamento come l'abbiamo fatto noi. E quindi? Quindi l'Europa può dare solo direttive. Direttive. Quindi? Non è vero. Quindi ogni paese per quanto riguarda l'immigrazione ha una regolamentazione dello Stato. Quindi andiamo a vedere gli altri paesi come sono organizzati. Il reato di immigrazione clandestina c'è in Spagna, c'è in Francia, c'è, la Svizzera non fa parte, d'accordo, ma comunque c'è anche lì, c'è in Austria, c'è in Germania, in Inghilterra va da 1 a 6 anni. Tra l'altro, se uno non dà le generalità in Inghilterra, resta in galera a vita. Adesso bisogna fare gli europeisti, no? E prendiamo esempio, no? In Italia cosa è successo? C'è la legge Bossi-Fini che aveva previsto, ancora fatta dal governo Berlusconi, il reato di immigrazione clandestina. Un bel emendamento di 2 senatori del 5 Stelle, che si prendono anche loro la loro responsabilità, in Commissione Giustizia, ha tolto il reato. Quindi abbiamo anche le armi spuntate. Questo è il quadro normativo italiano. L'Europa non ci dà una mano e togliamo anche il reato. Bravi, complimenti. No? Che legava tra l'altro il fatto di uno avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 1 anno, 2 anni sul territorio nazionale. Domanda, perché dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014 in Spagna sono entrati 1.500 immigrati, in Grecia 1.000 e in Italia 204.000? Allora quando sento parlare di solidarietà, Don Bizzotto, eccetera, qual è il numero massimo dell'accoglienza? Numeri. 200.000, 300.000, 400.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, perché non c'è controllo? Adesso vorrei sapere da chi fa la propaganda sull'accoglienza qual è il numero massimo, secondo lui in una logica, lo faccio ai miei colleghi dall'altra parte, il numero massimo che l'Italia può accogliere. Tutti? No, bisogna capire. Pressa. Bisogna capire, cioè io vorrei capire qual è, secondo un criterio. La domanda è chiara. La domanda è chiara, qual è il criterio che regolamenti il numero massimo? Perché se non vado errato e conosco un po' la geografia, mi pare che lo Stato di Gibilterra è più vicino all'Africa, la Spagna, rispetto all'Italia, l'Algeria. Però gli spagnoli pattugliano tutte le coste fino alle Canarie.
E noi invece come ci comportiamo? Chiara domanda. È anche vero che però la maggior parte degli sbarchi provengono dalla Libia, il 91% degli sbarchi provengono dalla Libia. Ma perché vengono in Italia e non in Grecia? Io da tanti anni che non studio geografia, vengono... perché ormai sai che gli studi sono passati per entrambi, però mi sembra di ricordare che insomma i confini italiani siano ben più vicini rispetto a quelli spagnoli dal punto di vista di chi parte dalla Libia o dalla Libia. Dal punto di vista di chi parte dalla Libia, dove abbiamo insomma appurato che insomma è il punto di partenza per la maggior parte insomma dei barconi che poi si avviano verso il continente europeo. Un numero è stato fissato in realtà, attraverso la nuova agenda europea per l'immigrazione, che bisogna dire è un successo che è stato ottenuto grazie al fatto che il governo italiano ha preteso dall'Europa un cambio di passo, perché è evidente che le cose così non vanno bene. Cioè non è che chi oggi non va in piazza con quelle manifestazioni, con quelle fiaccolate, lo fa perché dice che così le cose vanno bene. Perché così le cose non vanno bene, ma noi vogliamo trovare delle soluzioni razionali piuttosto che parlare alla pancia. Un esempio qual è? Andare in Europa e chiedere che venga per esempio modificato il regolamento di Dublino, e quella sì che è una normativa cogente, quella non è una direttiva. Siete al governo, non siete mica quella all'opposizione. non è una direttiva, quella non è un consiglio che l'Europa dà agli Stati, questa è normativa cogente che gli Stati sono impegnati a rispettare perché è una convenzione internazionale. Se quella convenzione internazionale ci dice che nel momento in cui prendiamo le impronte digitali dobbiamo tenere sul nostro territorio, noi siamo costretti a farlo nel momento in cui noi invece chiediamo una revisione di questi trattati, facciamo sì, come diceva Tosi, con un'idea che è da verificare, ma chiaramente va incontro insomma a quella che è un'esigenza che sentiamo tutti, cioè che le persone non debbano essere costrette a rimanere sul territorio, ma continuino a girare per l'Europa perché spesso non vogliono stare in Italia, ma vogliono andare nei paesi del nord. Rivedendo la Convenzione di Dublino questa cosa si può fare. Questo è un risultato che è stato ottenuto in Europa battendo i pugni, anche per sottolineare il fatto che non è vero, come sia stato detto prima, che il governo italiano non sia in grado di agire sull'agenda politica europea, perché questa ne è la dimostrazione. Io qua ho il comunicato stampa della Commissione europea che è molto chiaro e inizia dicendo: è ormai evidente che nessuno Stato membro può né deve far fronte all'immane pressione migratoria da solo. Questo è il risultato politico che abbiamo ottenuto, che si traduce in alcuni pilastri che sono fondamentali, che prevedono un rafforzamento di Frontex, perché poi si parla di milioni e si parla di revisione della normativa. E a Frontex non viene solo chiesto di pattugliare, fammi finire il ragionamento Grigoletto, viene anche chiesto di esercitare la funzione di rimpatrio. E lì andiamo anche incontro alle esigenze che alcune in parte sono giuste, che evidenziava il sindacato di polizia. Facciamo anche il rimpatrio, perché noi dobbiamo giustamente trovare chi ha i requisiti per avere lo status di rifugiato e definire chi lo ha e chi evidentemente non rientra al Friuli, e oggi in Veneto abbiamo 2 sole commissioni in questa casistica. Bisogna trovare delle soluzioni. Di richiesta di rifugiati. Snellire la burocrazia è un'altra esigenza. Il fatto già di aver aumentato le commissioni da 10 a 20, averle raddoppiate, evidentemente è un segnale positivo che va in questa direzione. Per cui meno propaganda e più soluzioni efficaci. Questo è il metodo per affrontare la questione dell'immigrazione. Un aneddoto che smonta il discorso che il collega ha appena fatto. Qua c'è anche, voglio dire, un tutore delle forze dell'ordine. 20 miglia ho sentito prima, no? Sì. La Francia ce li rimanda indietro, sa perché? Perché Napolitano, quando era ministro dell'interno, ha firmato una convenzione con la Francia per la quale lo sconfinamento della gendarmeria francese può andare dentro alla Liguria per 20 km. Basta in quell'accordo trovare un elemento che identifichi il clandestino come passante per l'Italia e può essere tranquillamente rimandato dalla Francia all'Italia. Basta anche uno scontrino per un caffè. Normalmente la gendarmeria francese prendeva il caffè in Italia, tornava indietro in Francia, accordo fatto da Napolitano in deroga appena quello che ha detto il collega, perché le cose bisogna saperle. Metteva lo scontrino fiscale in tasca del marocchino, del senegalese, questa è roba tua, te la riprendi. Ed è sempre andato a finire così, altro che i patti che va a firmare il governo. Sì, no, scusa, non puoi riconoscere che questa cosa finalmente sta cambiando. Non puoi riconoscere che finalmente l'Unione Europea dice: ci assumiamo la responsabilità collettivamente di gestire il fenomeno migratorio.
No, perché qualcosa dovrà pure riconoscerlo anche la parte avversa rispetto a quello che è il governo. L'Italia riceve solo i contributi pari a Malta. I cittadini alla lunga si rendono conto da pattugliare, poi Malta neanche lo fa. Grigoletto, si rendono conto i cittadini alla lunga se chi fa politica fa un'operazione di verità o se si rendono conto che avete tolto il reato di immigrazione clandestina voi e 5 Stelle. Perché nel momento in cui l'avete tolto, un cittadino quindi non è più reato, gli altri hanno il reato e va a vedere quali sono le carte, si informa, va a vedere quali sono le carte, quali sono gli atti che produce la Commissione europea, si rende conto che dalla parte 2 dalla parte sentiamo del centrodestra si fa propaganda, non si sta parlando di quello che sta succedendo in Europa. Scusi, è molto sgradevole partecipare a una trasmissione con uno che urla addosso a un altro che sta parlando. Che urla, un po' di educazione. Non avevo completato il discorso. Le forze dell'ordine chiedono una normativa che gli dia maggiori strumenti per poter essere efficaci sul territorio, oltre ovviamente anche ad un investimento maggiore, perché dice siamo molto pochi, gli straordinari a metà mese già sono finiti e quindi si lavora così pro bono. Prego. Ma io mi trovo in forte distonia con l'andamento della discussione, perché i presupposti in realtà, i miei presupposti sono diversi. E io ricordo che quando sono arrivata a Padova 5 anni fa più o meno, perché di dov'è lei? Io sono friulana e sono venuta a Padova per fare un master per insegnare italiano agli stranieri e quindi ho avuto molto spesso occasione di incontrare queste persone. Ricordo che rimasi impressionata quando scesi dal treno, perché mi colpì l'impressione che ricevetti guardando la quantità di popolazione non italiana. Certo. E lì mi accorsi di quanto profondamente aveva lavorato questo meccanismo di ideologizzazione, per cui anche io, che bene o male ho una formazione nettamente di sinistra e quindi su questa questione ho un certo orientamento, mi resi conto di quanto questa operazione mediatica avesse inciso anche su di me, tant'è che io mi ero spaventata, proprio semplicemente guardando questa popolazione, diciamo, immigrata. Dopodiché ho avuto la fortuna di vivere a Padova perché ho trovato lavoro. Sono una precaria, non ho il lavoro fisso, il prossimo anno probabilmente non lavorerò, però per ora ho sempre lavorato con contratti di collaborazione occasionale, Cocopro, contratti a tempo determinato, e ho lavorato molto anche con queste persone. Ho girato spesso per Padova, sempre in bicicletta, passando anche il ponte della stazione, non ho mai avuto nessun problema. Sono tornata a casa anche all'1 di notte, alle 2 di notte, passando quel ponte, non sono mai stata importunata. Ho anche avuto contatto per il mio lavoro con le persone che spacciavano, però devo dire che avendo parlato per lavoro con queste persone, alcune di queste mi hanno detto io non ero venuto qua per questo. Quindi non sono criminali consustanziali e vorrei dire che coloro che usufruiscono del servizio, perché poi questi sono i piccoli spacciatori, ma non sono mica la grossa criminalità, non verrete a dirmi che sono loro il problema è la mafia che c'è dietro, e qua si potrebbe anche aprire un capitolo sulla presenza della camorra, dell''ndrangheta e della Sacra Corona Unita in Veneto e di tutti gli affaroni che fa. E che utilizza questa manovalanza? Incluse le prostitute, dei quali vorrei ricordare che gli utenti comunque sono veneti. Se odiano così tanto queste persone, che si astengano quantomeno, no? dal pagare, dal sovvenzionare questo mercato. E non mi direte che sono quelli dei centri sociali che vanno con le prostitute, direi proprio di no. Parlando di prostituzione, mi aggancio a quello che ha detto, dopo la lascio continuare. In riferimento alla prostituzione, scusate un attimo, è un fenomeno che sicuramente coinvolge il maschile e il femminile, e oggi, parlando con le associazioni che seguono poi queste persone e cercano di reintrodurle, di recuperarle dalla strada e toglierle poi dal fenomeno della tratta, ci dicono sì, tutto il sociale che sta sostenendo oggi l'immigrato che viene in Italia, a un certo punto c'è una scadenza, perché il sociale non è infinito, punta a inserire la persona, ma a un certo punto deve essere inserita la persona, deve camminare con le proprie gambe. Ci dicono spesso non funziona, e di qui a mesi, forse siamo fortunati anni, vedremo tutti questi immigrati, questa disperazione reclutata dalla criminalità o tornare sulla strada perché non hanno trovato l'inserimento che invece avrebbero dovuto trovare in questo percorso, diciamo, gestito e supportato dallo Stato. Questo è il rischio che paventano un po' le associazioni, che temono in questo momento.
Ma faccio una piccola parentesi a proposito dell'integrazione. C'erano dei corsi di italiano per stranieri che erano efficienti a questo fine, perché se uno non sa parlare la lingua italiana difficilmente si integra. Mi risulta, avendo contattato le associazioni per le quali anche io ho lavorato, che forniscono l'italiano, servizi di insegnamento dell'italiano, che ci siano stati dei forti tagli a questi corsi, quindi diciamo che si sono tagliate risorse. Quali? I corsi di italiano agli stranieri. Sì, ma quali associazioni? Beh, lei lo sa bene, d'accordo, perché il comune di Padova, e anche l'assessore lo sa quali sono le reti di associazione che forniscono questo servizio, quindi... Mi perdoni, non è una questione... Però, ma no, perché scusi, però questa, siccome questa era soltanto una parentesi, dopo casomai sarò aggredita per essere rintuzzata, però vorrei dire un'altra questione, che per quel che riguarda la sicurezza, e qua torno all'introduzione di questo mio discorso, per cui sento una certa distonia su come viene condotta, non dico dalla rete, ma dai presenti in sala la discussione, perché quando io penso alla sicurezza, quello che a me viene da pensare è che il Veneto è la regione più inquinata d'Europa insieme al distretto della Ruhr. Inquinamento vuol dire tumori. Allora ci sono aziende come la Miteni, che è una multinazionale tedesca che opera in territorio veneto, la quale sgancia nelle falde acquifere, e non è il primo caso perché ci sono stati casi di altre imprese venete che hanno fatto questa cosa, sgancia nelle falde acquifere, area del Brenta e dell'Adige, i cosiddetti PFAS, cioè i perfluoroalchilici, che sono le sostanze che vengono usate per impermeabilizzare le scarpe o le pentole perché sono idrorepellenti e oleorepellenti. Ebbene, queste cose finiscono nell'acqua, hanno una permanenza nel corpo umano di 5 anni e sono collegate ai cancro, e la regione Veneto tra l'altro è una delle regioni nelle quali il cancro, cioè quando la gente muore, non è che muore perché sti poveri disgraziati, alcuni anche criminali sicuramente vanno lì e gli sparano in testa, muoiono per altre ragioni, quindi io penso che il problema della sicurezza sia magari altro. Andiamo a verificare come operano le aziende, le industrie sul territorio, tornando prima o poi, gli stranieri non ci vanno bene, allora facciamo puntuali verifiche nelle aziende agricole, vediamo chi ci lavora, perché c'è un sommerso. Il sommerso, il nero in Italia incide per il 6,5% del PIL, vuol dire che è tanto, e molto lavoro è lavoro immigrato. Allora facciamo e poi un'altra questione, e qua mi riaggancio ancora alla questione delle multinazionali. Torno a dire che forse non so se anche se non recluterà la malavita a un certo punto per fare qualche azione criminosa, perché io sono sicuramente una di quelle persone che rischia di finire male, dal momento che appunto le condizioni del mio lavoro non sono proprio ottimali, e c'è stata una riforma del lavoro che non aiuta assolutamente, perché una persona come me, io ho 41 anni, quindi non sono giovane, ma non avrò mai un contratto a tempo indeterminato, non avrò la pensione, e vorrei vedere anche che tipo di riforma sulla sanità si fa, e qua bisognerebbe magari aprire anche la questione su come un'altra puntata la in questo sanità. senso. Però volevo dire, a proposito dell'essere tra l'altro schiavi, che ci sono due trattati, e vorrei dirlo anche ai telespettatori. Ci sono il trattato che è il TTIP, cioè il trattato di partenariato e investimento tra le due sponde dell'Atlantico, che l'Unione Europea e gli Stati Uniti a porte chiuse stanno concordando per togliere tutte le barriere agli scambi commerciali, il che vuol dire non tanto togliere i dazi, ma vuol dire togliere le normative che riguardano la salute e il diritto del lavoro. Quindi la carne agli ormoni, che no, però sicurezza per me vuol dire questo. Sì, però molto interessante tutto quello che dice, però sicurezza, la cosa che tocca direttamente a me è questo. Un attimo solo, volevo aggiornare un po' la signora. Scusi, però ripeto, se chiama lui collega per questione anche di parità di genere, mi chiami collega anche a me e non mi chiami signora. Ho detto, oppure Nadalutti se vuole, d'accordo?
Io procurerò patto di Nazareno. Volevo aggiornare un attimo, magari per alcune... Però sintetico, perché sennò io problemi il cuore oncologici, mi dice parla sempre uno e siamo in par condicio. Visto che fumo di sigaretta, canna, hashish, eccetera, fa circa 60.000 morti l'anno di cancro al polmone, volevo aggiornare che magari anche lo spaccio, soprattutto quando si dà da fumare a giovani, può contribuire senz'altro a creare un potenziale problema oncologico polmonare un domani. Ripeto, facciamo la causa alla Philip Morris e alla Marlboro. Scusami, è un po' maleducato interrompere anche te quando parli gli altri, perché non puoi fare però io le osservazioni do del agli altri. lei e lei mi dà del tu. Dai Grigoletto, avanti. Non è finita qua. Per quanto riguarda l'immigrazione, non hanno tolto solo il reato di immigrazione clandestina, vogliono portare avanti il disegno di legge per dare lo ius soli, che in Europa non ce l'ha nessuno, ce l'hanno solo gli Stati Uniti. Allora, la vera motivazione del centro-sinistra è riuscire ad avere questa immigrazione esasperata in Italia, senza controllo, soprattutto dell'estrema sinistra, perché ormai è ridotta a un lumicino di consensi, dare lo ius soli per dare il diritto di voto poi a queste persone che chiaramente loro sono paladine della difesa. Però non è necessario parlare di ius soli. Certo, abbiamo una sanatoria del governo Berlusconi che ha sanato non ce l'ha nessuno in Europa, migliaia di persone. Nessuno. Certo. Nessuno. Io però vorrei ricordare il centro-sinistra, quindi quando uno viene a Lampedusa e per caso ha un figlio è cittadino italiano automaticamente. Questa è la politica dell'immigrazione del governo Renzi, d'accordo? Vorrei ricordare però una sanatoria del governo Berlusconi che ha sanato migliaia di posizioni. Qual è l'effetto di questa sanatoria, Fanelli? La sanatoria 2002 era... Guerra in atto. C'era una guerra in atto. Sono state sanate quasi 1,5 milioni di persone. Siccome sono trascorsi oramai 12 anni dall'attività della sanatoria, ha comportato che la maggioranza, l'80% di queste persone, hanno avviato la procedura per la cittadinanza italiana. Ovviamente sono diventati cittadini italiani. Dopo 10 anni di residenza. Oggi 10 anni, esatto. Sì, certo. Oggi la legge 91 del 1992 prevede 10 anni di residenza, esatto. Dopodiché lo straniero diventa nostro connazionale e lì subentra un'altra caratteristica che è quella dell'applicazione del decreto legislativo 30 del 2007, cioè i familiari extracomunitari, parenti e familiari di cittadini della Comunità Europea o italiani. Si possono portare qui fino al 3° grado di parentela, seguendo... C'è un limite nel numero di persone oppure... Ma teoricamente no, perché il legislatore... Allora, il limite è previsto dall'articolo 2 che dice marito, moglie, figli, genitori, discendenti, ascendenti, ecco, con delle caratteristiche. Quando dice discendenti e ascendenti non dà un grado parentale, purché ovviamente rispettino dei requisiti, che adesso non sto qui a tediare i telespettatori. Possono portare fino a un certo numero di parenti in Italia, ovviamente questi 800.000 italiani, nuovi italiani, hanno portato a seguito altrettanti, giustamente, anche perché è una cosa perfettamente legittima, per la unitarietà della famiglia, per la tutela del minore, hanno portato altrettante persone, forse a triple rispetto a quello che hanno ottenuto la cittadinanza. In maniera assolutamente legittima, Sì, perché sì. oggi cittadini italiani, per cui nel pieno rispetto della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Non stiamo parlando di barconi improvvisati e pericolosi Devo dire anche che sono anche il Mediterraneo. sono persone veramente ben integrate, molte sono da tanti anni che sono qui, partecipano, hanno attività in proprio, certo. Comunque sono persone anche altamente qualificate, quindi sono persone che sono venute in tempi certo. diversi, Ecco che quello che lei dove dice è avvenuta anche l'integrazione. Ecco, certo, insomma. una distribuzione però importante di permessi va vista anche con lungimiranza nel tempo. Bravissima. Perché prevede un afflusso poi di persone certo. altrettanto importante, forse esponenziale. Anche qui la normativa probabilmente ampia e poco chiara. Quello che diceva prima l'assessore va un attimino ripreso con dell'aspetto del diritto europeo.
La direttiva è comunque un carattere abbastanza impositivo, perché il decreto legislativo 30 noi l'abbiamo dovuto modificare, perché quando l'abbiamo fatto nel 2007 era ancora un po' troppo restrittivo rispetto a quella che era la filosofia della direttiva europea. Nel 2012 abbiamo dovuto rimodificarla alla luce di quello che erano le prospettive e l'architettura voluta dalla Comunione Europea. Certo, in questo senso la nostra redazione non legiferare no, ma ci condiziona. Si è recata presso una delle comunità, ha intervistato un profugo che ha fatto richiesta di asilo politico e vediamo l'esito di questa richiesta. Prego, a voi l'intervista. The reason why I came to Italy is because in my country gay is not allowed and everybody they know that. So that is the reason why I left my country. So the others are with them, the papers are with them, so they know everything. But you came in Italy by boat? Yeah, from Libya to Italy. Nigeria, Libya, okay. Yeah, but I don't know why they don't want to give us lawyer. Even the worst crime in Italy, when two people fight or one kill one, they will still give him lawyer to defend himself. Why is it that it's difficult for them to give us lawyer? So I want to know why. In Italy since April 11. April 11. Yeah, last year. Coming here, my idea is to go to Swiss. I've stayed here a year and 1 month before I go to commission. I came back from the commission and they gave me negative. The people that we entered this Italy together that went for commission, as they give them negative, the people that work with them give them a lawyer to help them for a recourse. But the people that is working with us said we should pay for the lawyer. When we were here, they were giving us €35 every month. Where can we see the money to pay for lawyer? That is the money they give to us, €35. Is that where can we get the money? They don't give us clothes, they don't give us anything. All they give to us brush, marketing, and sometimes they give us shoes. We use the money to buy clothes for ourselves. We cannot get any money to take lawyer. So I want you people to help me to ask them. In questo senso le parole di un immigrato che non ha ottenuto il permesso di soggiorno, che vorrebbe poter far ricorso, è una facoltà, sono 30 i giorni per poter far ricorso e quindi sperare probabilmente che un giudice possa dargli riconoscergli appunto l'asilo politico in Italia. Molte le situazioni in questo senso, sicuramente ci sono dei casi disperati. E il nostro Paese se ne sta facendo carico. Professor Casen, come possiamo chiudere questa puntata che sicuramente ha fatto luce su un minimo spaccato di una problematica molto ampia, molto profonda, che abbiamo contribuito a creare dall'Occidente e che in un qualche modo troverà una soluzione, forse a prescindere dalle volontà dei singoli, dei comuni, delle regioni, perché sono milioni e milioni le persone che si stanno muovendo oggi. Gioco delle multinazionali, se no non ne usciamo. Qui stiamo combattendo. È caduto il microfono, mi dicono dalla regia. Eccolo qua, lo recuperiamo, perfetto. Allora, prego. Uscire dalla politica europea si scolleghi dalle multinazionali e che faccia una politica per i cittadini. La maggior parte della politica della Comunità Europea non è a favore dei cittadini. È una politica sovranazionale, ma non implica una diretta applicazione di queste cose nei confronti dei cittadini e ne abbiamo contezza in questo senso. Seconda cosa, l'Europa non è unita. È una menzogna che andiamo raccontando, tutti parlano di Europa, come all'epoca dell'unità d'Italia tutti eravamo un popolo unito, poi si è visto che non era così e quindi bisogna che prendiamo consapevolezza che dobbiamo sapere quello che succede in Europa, perché sfido chiunque a capire cosa sta succedendo in Europa, salvo tirare fuori i grossi macro problemi tipo questo che coinvolge la gente, che fa scontrare la gente ma che non li risolve, perché noi non siamo in grado, da un punto di vista di potere politico, i singoli, a risolvere questi problemi.
deve esserci qualcuno in alto, e in questo senso la Germania è dominus nella questione, perché è razzista. Non ha applicato lo stesso criterio con la Germania dell'Est quando se l'ha unificata. Ed era un peso notevole. E si è tirata dentro un peso mostruoso e ce l'ha tuttora, e l'abbiamo pagato noi quando siamo entrati nell'euro. Perché la Germania è entrata nell'euro con un marco, un euro. Noi siamo a 2.000 lire. Marco e lira a quell'epoca era 1.300 lire per un marco. Vuol dire che la Germania ha pagato 1.300 lire, noi abbiamo pagato 2.000 lire. E questo è andato a vantaggio dei suoi bilanci e a svantaggio dei nostri, perché aveva un mostruoso debito nell'unificazione della Germania e se lo sta ancora tirando dietro. Ed è bravissima molto più di noi a nascondere i suoi debiti, chi ne ha. E soprattutto con le banche. Le banche erano piene di prodotti tossici che poi provenivano dall'America. Allora cosa hanno fatto? Hanno puntato all'aumento dell'euro, che l'euro prima quando l'euro è stato quotato c'era un 900, dunque 0,9 era l'euro confronto al dollaro, ed è arrivato a 1,2, mi pare 1,2,5, eccetera. Quindi questo è stato un sistema per aiutare le banche a pareggiare i debiti. E così molti altri meccanismi, no? Allora, la Germania non vuole che i paesi dell'euro siano paritetici, perché così come ha trattato la Germania dell'Est, doveva trattare la Grecia in questo momento. E che peraltro la Grecia ha un credito derivato dai furti delle base aurea provocati all'epoca dell'invasione della Germania, e quindi qualcosa dovrebbero restituire. Ma a parte questo, che è se l'Europa veramente... Ma Renzi non può andare a domandare alla Merkel. Renzi deve dire: questo è il problema, si mettono tutti attorno e lo risolvono. Non possiamo pensare abbiamo finalmente ottenuto qualcosa, come se io dovessi andare da Ponzio Pilato a domandare: per cortesia mi dai quella roba là? Dice: sì, mi ha concesso un bicchiere d'acqua. Ma non ho capito, ma un po' di dignità, che l'Italia normalmente nella politica non riesce a concretizzare. Deve sempre essere sottomessa a questa Europa del Nord che vuol fare tutto, che però è terrorizzata dalla Grecia. Perché? Perché lo spread alle banche tedesche vale 0,15 centesimi, e se non hanno i buoni del tesoro della Grecia, che valgono 12%, non riescono a fare alto e basso, perché costa più comprare titoli di Stato tedeschi, va bene, che gli interessi bancari, ci rimettono. E allora devono trovare i paesi sfigati come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, noi che stiamo zitti, protestiamo, gridiamo tanto, facciamo queste trasmissioni dirompenti e poi tranquillamente non è cambiato nulla. E invece no, perché noi alla Germania abbiamo pagato. Se oggi lo Stato sta perdendo denaro, non è perché spende male i soldi, non è perché noi siamo cattivi, perché un certo Napolitano, che Dio l'abbia in gloria, a un certo punto ha messo un certo Monti a fare una cosa inaudita. E lo spread è salito al 6% e la Germania ci ha comprato al 6%, perché 2011, febbraio 2011, le banche tedesche vendevano titoli di Stato italiano fino a che hanno fatto crollare i titoli di Stato. A novembre li ricompravano al 6%. E siccome i loro titoli di Stato non valgono nulla, ma devono comprarseli perché sennò vanno a remengo, se li comprano e ci rimettono e guadagnano sulle tasche degli italiani, perché noi non paghiamo le tasse in questo momento.
stiano pagando i titoli di Stato che hanno comprato i tedeschi, i francesi, tutti quelli che dovevano guadagnare sui nostri titoli, sulle nostre tasche. Allora, se non facciamo questo quadretto, lo spieghiamo agli italiani, allora noi non paghiamo le tasse, i politici rubano, ci sono le pensioni, eccetera. No, sì, ci sono anche queste, ma la maggior parte è gente che viene da fuori e ci depreda regolarmente. Per fortuna abbiamo Monte Paschi, Unicredit e Unipol che ci salvano. Peraltro, mi sono dimenticato. Volevo chiudere il cerchio del discorso. 5 Stelle. Avevo una risposta all'assessore che prima ci ha chiamato in causa riguardo all'abolizione del reato di clandestinità. Esatto. Qui abbiamo il collega, lo chiamo collega perché io lavoro nella polizia municipale, ecco, che probabilmente ci può spiegare se c'erano o no dei vantaggi con il reato di clandestinità. Se con il reato di clandestinità gli immigrati non c'erano. Secondo me c'erano lo stesso, non so a memoria, ma credo che ci possa confermare il collega. Chiediamo subito la risposta in questo senso. Il reato di clandestinità avrebbe aiutato le forze dell'ordine in questo senso? Allora, riprendendo quello che diceva nell'introduzione il professor Casen, quando una persona viene da scenari incredibili, dalla fame, dalla persecuzione, dalla guerra, dalla distruzione, un reato sicuramente non è che è un deterrente. Non gli impedisce di venire qui, cioè si viene a fare anche la galera, io penso, e non è stato un deterrente per alcuni versi, anzi tra l'altro non ha mai quasi avuto un'applicazione, questo va detto. L'articolo 10 bis, che è il reato di clandestinità, non è quasi stato mai applicato, perché anche nell'ambito dell'applicazione in termini giuridici ha creato dei grossissimi problemi presso le procure. Noi continuiamo, va detto questo, noi stiamo continuando a denunciare le persone ai sensi dell'articolo 10 bis, però sappiamo che adesso, in attesa di quelle che saranno le determinazioni giudiziarie o da parte delle legislative, finché non ci sarà una formale abrogazione del reato, noi continuiamo, perché noi siamo obbligati all'obbligatorietà dell'azione, siamo sottoposti all'obbligatorietà dell'azione penale. Di là vengono sistematicamente archiviati. Chiaro. Quindi il reato non è servito in questo senso, non è stato applicato e non è servito comunque in questo senso. In termini pratici no. Chiaro. Benissimo, io signori vi ringrazio tutti, auguro ai candidati... ce l'hanno, il nostro no, quindi in Inghilterra sì, non anche serve, perché bisogna specificare. in Italia non serve, in Austria non serve, in Spagna non serve il reato immigratorio. Ci sarebbe da fare un ragionamento sull'ambito della struttura del reato. In che senso? Fermola, in che senso? Me lo fa rapidamente. Gli aspetti ditali, le procedure, il sistema giudiziario che noi abbiamo, anche perché se lei commette un reato di clandestinità non si va in galera in Italia, era questo anche il presupposto. Tra i benefici della condizionale, la sospensione della pena, non c'era termini di applicatività, non veniva messo in carcere. Quindi come era strutturata la norma? Non come? Perché i minimi editali non consentivano una detenzione. L'unica cosa era ingolfare i tribunali senza avere nessun meccanismo deterrente. Ingolfare i tribunali senza avere nessun meccanismo deterrente. Anzi, per di più, una persona che magari si adoperava per salvare una vita in mare rischiava di favorire anche un reato di clandestinità. Questo è l'apice che ha toccato questa norma che evidentemente non serviva perché non era uguale a quello delle altre. Mentre adesso abbiamo messo il reato di tortura per le forze dell'ordine, quello sì invece. Non va in galera neanche Galan, vogliamo che vadano in galera. No, ma dico, ma va messo il reato di tortura per le forze dell'ordine, giusto? Neanche il presidente dell'Eternit va in galera, vorrei ricordarlo. No, scusi, c'era una puntualizzazione, poi chiudo, che volevo rassicurarla. Qua puntualizzate le forze di polizia hanno fatto sempre il loro dovere, anche qui nel Veneto. I mafiosi, che diceva la signora prima, la dico signora senza offendere logicamente, perché non è collega. No, non siamo colleghi. No. Comunque, le dicevo, ecco, la nostra DIA, le nostre squadre mobili, i Rossi, Gico nel Veneto hanno fatto brillantemente il loro lavoro. Abbiamo smascherato, adesso non ultimo al Lido di Venezia, abbiamo appena assicurato un noto imprenditore alle Patrie Galere perché era affiliato. E io comunque non mi rivolgevo a lei, però io vede, sono equidistante
da tutto, ma devo difendere l'operato di grandi investigatori che fanno anche il loro mestiere egregiamente. È un tema che è stato nascosto per tanti anni, perché era molto semplice dire che la questione della mafia toccava solo le regioni del sud, mentre il nord era pulito rispetto a questo fenomeno, e invece per fortuna che ci sono delle forze dell'ordine serie che stanno dimostrando che invece c'è, e fortunatamente stiamo anche agendo per metteremo in galera anche cercare di arginarlo il più possibile. Peccato che vogliano chiudere Siete carichi tutti sul finale, vi vedevo prima scarichi e spenti uno per volta, ma sul discorso sicurezza. Peccato che vogliano smembrare la Guardia Forestale, che è proprio quella che va a identificare con grande professionalità. Nei piani di Renzi vogliono entrare, faremo un'altra puntata. Che è quello delle forze dell'ordine che sono frammentate. Le forze dell'ordine dovrebbero essere unificate. Basta con tutti questi generali, perché c'è polizia, carabinieri, abbiamo 100 generali da pagare, sono lobby. Quelli sono però, per esempio, dobbiamo unificarli. Per quanto riguarda il corpo forestale è un'altra cosa, perché ha una competenza specifica ed è quella che identifica i reati ambientali. Però? Sicuramente in Sicilia ce ne sono 23.000 e vediamo tra i reati ambientali, sono 5 nuovi reati ambientali nel codice penale sono stati inseriti, quindi un passo avanti importante è stato fatto in questo momento dal governo. Se parliamo appunto di sicurezza, abbiamo visto un po' come voglia essere anche dal lato ambientale. Il governo Renzi in questi giorni, proprio ieri, ha completato un procedimento lungo che vede però 5 nuovi reati inseriti appunto nel codice. E anche per le forze dell'ordine c'è reato di tortura, servizio. Rigoletto, la rinvito in un'altra puntata, benissimo. Grazie a tutti gli ospiti. Grazie agli ospiti, grazie di essere intervenuti, ai candidati in bocca al lupo per questi ultimi giorni di campagna elettorale. A casa grazie per averci seguiti, noi torniamo ogni giovedì sera alle 21 ai Reporter Sera. Grazie.